Euroregione.news. Il bando welfare che Fondazione Friuli da 5 anni propone al territorio friulano e pordenonese con contributi erogati fino ad oggi pari a 2.852.000 euro è un moltiplicatore di risorse umane, economiche e sociali nel rapporto di 1 a 4. Grazie al bando e ai relativi contributi le realtà pubbliche e private impegnate nel sociale che ne hanno usufruito sono riuscite ad attrarre ulteriori risorse a sostegno dei loro progetti. Il bando ha inoltre consentito di ampliare sia il numero di professionisti e volontari coinvolti sia quello dei destinatari, creando benefici importanti anche alle loro famiglie. Tutto ciò emerge dai primi risultati dello studio su un campione di 10 associazioni beneficiarie del bando che l'Istituto Jacques Maritain ha svolto su incarico della Fondazione Friuli. I primi risultati sono stati presentati nella conferenza 5 anni di bando welfare, cambiamenti, innovazione e sostenibilità per la vita buona al Visionario di Udine, con la partecipazione del presidente della Fondazione Giuseppe Morandini, del vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi e del presidente dell'Istituto Maritain Luca Grion. Allora, il contributo che l'Istituto Maritain prova a dare alla Fondazione Friuli concerne, diciamo così, un ingrediente aggiuntivo rispetto a quello che è normalmente il lavoro di chi studia l'innovazione sociale. Le scienze sociali fanno il loro mestiere, lo fanno bene, però solitamente si tengono un po' alla larga da quelle che sono le valutazioni in termini di bene e di male, perché vengono percepite come divisive. Ecco, la vocazione dell'Istituto Maritain invece è concentrarsi sulla persona e sulla vita buona della persona. Allora ci siamo chiesti, proviamo a mettere in primo piano la domanda di vita buona, la domanda di bene che anima i nostri territori. Perché? Perché in fondo i bandi che vengono presentati, i progetti che vengono presentati a Fondazione Friuli incorporano un'attesa di futuro che quei progetti vorrebbero contribuire a realizzare. Allora l'idea è questa: andiamo a mappare le attese di vita buona e poi cerchiamo delle metriche che ci aiutino a capire quali progetti effettivamente contribuiscono a realizzare una società desiderabile, nella quale le relazioni vengono favorite, nelle quali le persone si sentono maggiormente a loro agio, e una volta che riusciamo a individuare le buone pratiche cerchiamo di sostenerle e soprattutto di copiarle. Ecco, questa è un po' l'idea. Quindi selezionare le buone pratiche, sostenerle e promuoverne di nuove che vadano in quella direzione. E come risultati? Come risultati abbiamo visto innanzitutto una grande attenzione del territorio a quelli che sono i bisogni relazionali, dalla pandemia sempre più urgenti, e questa è di nuovo una conferma di un'intuizione antropologica. Non è vero che noi siamo individui che cercano di vivere in modo autonomo gli uni dagli altri, ma noi viviamo di relazioni e vorremmo che queste fossero relazioni buone. Molti di questi progetti aiutano proprio le persone a entrare sempre di più in relazione, ad aiutarsi rispetto alle fragilità, e il territorio dimostra una grande creatività. E inoltre questo studio ha dimostrato che c'è un fattore moltiplicativo rispetto alle risorse che Fondazione Friuli mette, quindi genera, diciamo così, una crescita anche dal punto di vista economico, perché innesca dinamiche di collaborazione, di unione e anche di grande creatività. Una sala affollata di persone del mondo associativo che fanno e si assumono le responsabilità di quello che fanno, ha commentato Morandini, ricordando anche che il bando welfare nacque come esperimento trovando subito l'appoggio istituzionale. A 5 anni di distanza e con 229 interventi portati a termine, ha continuato il presidente di Fondazione Friuli, ci siamo chiesti se fosse opportuno valutare l'esperienza non solo raccogliendo numeri ma dando voce alle persone che hanno ricevuto servizi da quelle associazioni a loro volta beneficiarie di contributi sui progetti. Il lavoro quindi è stato quello di ascoltare per poter stabilire eventuali linee correttive o migliorative, perché solo quello che è misurabile può essere migliorato. Abbiamo 2 ossessioni in Fondazione, ha chiosato Morandini, quella di fare succedere le cose e quella di portare i nostri contributi a generare valore economico, sociale, culturale ed integrazione. Lo studio Maritain tiene conto di tutto ciò. Il vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ha sottolineato che il bando welfare nasce da valori profondi fatti propri dalla Fondazione Friuli e si incardina in una realtà, quella regionale, fertile di associazionismo nel terzo
questo settore. Nel tessuto sociale abbiamo problemi demografici, di invecchiamento, vulnerabilità, fragilità e solitudine che sono trasversali ed anche esplosivi nel segmento adolescenziale, ha detto Riccardi, e a questi ormai conosciuti processi di fragilizzazione collettiva dobbiamo dare risposte attraverso l'integrazione sociosanitaria e la desanitizzazione. Di fronte a disagio e disabilità le risposte devono essere di equità e multidisciplinarietà se vogliamo cogliere obiettivi che mettano al centro dignità ed indipendenza della persona. Noi dobbiamo lavorare all'integrazione sociosanitaria dove la sanità dia delle risposte ma sia inserita in un contesto di percorso di vita delle persone. I bandi welfare della Fondazione rispondono a questo e lo abbiamo ascoltato dalle testimonianze delle persone che si sono organizzate nel tempo e hanno potuto beneficiare di questi sostegni. La parola welfare non può essere vista attraverso lo specchietto retrovisore, perché abbiamo processi di destrutturazione, lei ha detto, e di fragilizzazione della società, quindi quel trattino che divide socio da sanità andrebbe tolto. Ma io spero di essere ricordato nel bene e nel male per aver fatto l'assessore alla salute, non per aver fatto l'assessore alla sanità. Quindi è evidente che l'integrazione sociosanitaria è un aspetto centrale ed è una scommessa culturale che tutti quanti della quale dobbiamo renderci conto. Immaginare di continuare a difendere con la bandiera del petizionismo, del comitatismo, strumenti e organizzazioni che una grande legge del 1995 aveva già definito non fa il bene della salute delle persone e noi dobbiamo badare al bene della salute delle persone. La conferenza ha riservato spazio anche alle testimonianze dirette di due associazioni attraverso le parole di Erika Biasutti dell'impresa sociale La Luna di Casarsa e di Maria Turina della cooperativa Davide di Tolmezzo, intervistate da Francesca Samogizio dell'Istituto Maritain. Entrambe queste realtà attive in progetti per lo sviluppo dell'autonomia delle persone con disabilità. Se non vogliamo rimanere ancorati al puro mantenimento di persone in necessità di assistenza, hanno detto, ma guardare ad una progettualità evolutiva come molte associazioni fanno, sono necessarie risorse per migliorare le competenze e le professionalità. Dai primi dati elaborati dallo studio dell'Istituto Maritain ed illustrati dal sociologo Luca Bianchi, emerge che 7 dei 10 progetti presi in considerazione hanno prodotto una compartecipazione economica da parte dei beneficiari e 6 progetti su 10 hanno attratto altre risorse economiche. 8 progetti su 10 hanno avuto i disabili tra i principali destinatari degli interventi finanziari e 7 progetti su 10 hanno rivolto la loro attenzione a familiari e caregiver di soggetti fragili. 3 progetti su 10 hanno permesso l'emersione di casi problematici non in carico ai servizi sociosanitari, mentre attraverso 4 dei 10 progetti presi in esame sono stati generati 23 posti di lavoro per persone appartenenti a fasce vulnerabili della popolazione. 7 progetti hanno coinvolto 42 persone fragili nella realizzazione delle attività progettuali e in 7 progetti su 10 è stato stimato un incremento delle competenze di soggetti fragili. I beneficiari diretti delle attività svolte dalle organizzazioni finanziate da Fondazione Friuli sono stati 399, quelli indiretti 531. Euroregione.news